E dringhiris, agenti de Telecosta Smeralda, deus sempre Enrico Puzzolu, seu torna in compagnia de Simone Grussu, su presidente dell'Accademia de Musica Sarda, seus lompius a 5 attobius de gusta filera entregare ai sono su de Sardigna, e seus lompius me in Gavoi, bida de Bravagia, poita seus in noi Simone. Oggi questionaus de Tumbarinos de Gavoi e andaus in sul laboratorio de su maestro Gavino Costeri. E iniziando su Tombarino, su arrangiamenti de percussioni, dringhiri su tamburino, me in Gavoi. E dringhiris a Tobiu entregava as percussioni de Sardigna e in su viessingiu ai tamburinus. E seus me in Gavoi, il Simone, seus in una bottega de su maestro Costeri, che è un vaidori de questo strumento antico de Sardigna. In capasa, in tre sonos, strumentos de Sardigna, poi sonai. Poreus ipotizzare che sia su brus antico, poi ta casa sa regione di percussioni, e tandiscieus dessa storia di questo strumento. Beh, de sicuro po cantu fueddaus de membranofoni, poeta questo strumento fa in parte di questa categoria, depois ragionai e torrai meda co. Po cantu per toccata istumbarino de Gavoi, depois non è che esprimus testimonianzas siguras e certas de questo strumento specifico, da teneus ma esprimus de sottocentus. Dunque bella parica de annus prima dell'altro strumento che ho fuedau. Può essere più preciso, è su 1829 circa, e di fueta da su dizionario de Casalis e all'incunu scritto de Vittorio Angius. Questione da fueta da appunto de su Tumbarino de Gavoi. Dunque se so certo che questo Tumbarino proprio con questa caratteristica veniva da fabbricare e imperare in Gavoi, potevo de sicuro fuedai de caratteristicas tipicas e proprias e unicas de questo strumento, a differenza di altri tamburus che agattaus in Sardegna. A questa ragione potevo questionare proprio di uno strumento specifico di una bida o de quest'area. Assicuro uno strumento sardo e non come te usavi una trattopus, non è uno strumento entrao di altre traduzioni musicali de foras. Sì, è uno strumento sardo, poeta è difficile che qualcuno de poi abbia da copiare a fare il suo tamburo. Certo, chi è pure succede su questione di tempus e tempus meta go, dunque è sicuro che potete considerare oggi la fisarmonica o l'armonica bucca, la sonetta bucca, uno strumento sardo, neanche ci pensavo ad andare a ragionare su uno strumento come il Tumbarino che voi. Due punti cruresari in mannasa, in pizzo del suo tamburino de Gavoi, posso che per toccare a safai e i materiali che su maestro maneggia e impara un po' se stai questo strumento. E un'altra curiosità, un'altra particolarità di manna è sta relatare a tradizioni gavoese, poeta che è uno strumento che gavoese si imparano già del subrazzolo ad usare, no? Poeta che sta relatato strinto con il ricorrenze con i festas de Gavoi, più soprattutto con giovi all'ardaiola, con su carrassegari o con su carrasciali gavoesi. Sì, di sicuro una delle prime cose è su maestro Gavino, di sicuro dopo di confermare, i gavoesi imparano da sicuro a fare su pippaiolo, che è una delle tre cose più semplici da fare. Su Tumbarino, mancai non tutto, su questa non è mancai sa procedura, non è con di fabbricare uno, non è
impossibili come un altro strumento, però ogni artesano tiene dotti tecnica sua, dei suoi strumenti, c'è di strumento, è difficili a dovere, non è simpli. Poi quanto riguarda i materiali, questa costruzione, potete di sicuro voi dai de pago tipologia e tutte queste tipologie da si potete collegare a sabida de voi. Dunque, a riconoscere tre tipi de tumbarino diverso. Su primo, dopo un tumbarino classico, che è questa tipologia 10 con sa corda, sa funi connetti direttamente a sapedi. Sa seconda è su tumbarino e gardone, dunque sa cussa fatta con sa cassa in ottico. Sa terza è su tumbarino con criccuso e teneus in noi sa tipologia è cussa cassa pedi è tirata da una fascia dell'inna con su cricco dell'inna. Ecco. Maestro Costeri di approntato in direttura su gardone, vai. A giusta ragione su tumbarino de gardone questa è stessa cascia. E vunti tre sono su differenti. Sì. Questo sono su questa percussioni costumara a accompagnare con altro strumento, ma vinzas a sola. Quando che intendeus? Pogali ballo, pogali accompagnamento. Beh, uno strumento non si può di sicuro collegare scetti a un ballo, a una musica. Vedi, però di sicuro a giusta ragione, quanto per tocca da tutte le tradizioni e le abitudini del voi. Sapremo un totto a sortire di stumbarino, su carasciai, tutte queste situazioni che pro forza su tumbarino dobbiamo imparare alcuni. Però doiati altre situazioni si avi musicista du imperanta, du scioperanta questo strumento per tenere sono su meta unicus e particolari. Questionato di altra musica pure che non c'entra da nulla con suo genere tradizionali è uno strumento particolare. Tutto questo suono è diverso, dipende dal suo tipo di materiale che imparano. Basta da cambiare una vedi più spago o più tirata da un'altra, chi artesano piga dai poi di sacotredda in un materiale o in un altro materiale, chi su sa cascia è fatta con questa tipologia dell'inna o se su questione di ottico puro. Dunque cambiano tutte queste cose. A seconda dei commenti pure l'artesano fa di su strumento di base una cosa diversa. Vorrei da attrevere a noi che essendo uno strumento versatile che estende una percussione, poi vince a brincare la canasa della musica tradizionale, dopo a gattare vince in sa musica moderna, no? Che si tornerà a fare poi a pizzo de musica popolari. Pensando su questo uno strumento circao, vince di altri musicisti che non siano musicisti di musica tradizionale sarda. Narasa bene. A giusta ragione, mi beda conca, perché ho fatto un articolo a pizzo su de gusto di questa ragione, de vago, desimpero de gusto e di altro strumento su questa tradizione sarda in musica da novasa. Funti isilienses si zerrianta. Una musicista esti de Gavoi, si zerria Natascia Talloru, Mauro Medde esti su compagno e sonanta musicas che non funti sartas, esti un altro genere di musica moderna, con suono, cause particolari che funti collegati a Sant'Igorio. Infatti se su traballo si zera da Civitas Barbarie. Spero che sia un tavragioso di questa presentazione. A me mesti piace a me e dunque in questa occasione, in caso che mi ha fatto questa domanda, ti do un nome now. Poeta, questo esti non unico, di sicuro però l'ultimo che a me piace un me e dunque du nomonu, però esti sa situazione avere questo strumento bene imparau posso sono
non poeta depidi bessia carrajali o esti poeta su depidi zona in gavoi. Ben imperau e scioparau poco su zono. Por eso sicuramente Naica è uno strumento che arattani sorte in su benirori. De sicuro. E noi Simone entravo in su Vessigno de Sagistioni, conosceso a suo maestro Gavino Gosteri, e bieusu come ti bolli rifatto su Isaina Saghi si manigianta e materiale se che toccare imperai poi fabbricai su Tumbarino Gavoesu. Sì, sopra c'è un meta de gusto perché quando Accademia di Musica Sarda rinchizzavo a movis primus passo su Gavino esti stato uno dei primus che devo a contattare poi mi spiegai come ti funzionava sul mondo dei stumbarinos de Gavoi è una brava persona e ancora un bravo artesano ancora devroso dunque sopra c'è un meta e ti domando s'aiuto di spiegare come si fabbrica da un tumbarino de Gavoi. Maestro, grazie a che si strangendi. Sandusu, teneus de sciri, poi vai uno tamburino, cioè non è che tutto sia a tre tu de due vai, però ita toccherà a sciri dessa faidura del suo tamburino. Dunque, prima cosa s'all'inna, era da buscare sempre l'innavona, om si pone de poco d'umidà, s'all'inna e poniano poi su asu. Poi stringa sa pisedda e tirare su asu, che già maniaca, stundula e andate l'uso. Poi ve sapedda era di un triballo un po' lungo, era posta in una balena un chinisa, e in isa era tempo poco li spilire, poi si che tira bene su pilo, e deve agarrare un po', non deve essere dritto, ma se no non vale per sapedda. Pede de gali animali, poi che noi dovremmo... Poniamo spedere di apra, di becco, andano benissimo, non sa nemmeno. Conosce questa tradizione, però de persone che vince che voglio dire, non costuma ravruso, tenemos ancora questo ricordo che un tempo sa gente che i sfaidori del tamburino di bragiare a me l'uso a imparare a sapere e mo io le già donnai, però è stato di aici dei cani, poi naranta che via a me l'uso de sapere di capra. Tanto poniamo sapedda ane, poi te sapedda de apra si vendia da, tiravano salana, si vendia da, io di un reddito. Sapedda ane, ando su ane si ammacchiava da, infatti su bestiame, cominciava a mossiare la cerveza, la sapra, tanto lo idiana. Però creavano che lo ida bene, io sarei da rumba sapedda entrega, cioè, giusto per maniare per sotto un barino. E penso a pedda gatto, qualche volta si poneva, adesso una pedda mezza elastica. E tenendo uno sono, perso un sapedda ane, uno sono particolare. In economia de Sardegna nuda, non ci voglianta nuda, tutto torna racconto per fare una cosa. Quando non vi era buono poco commerciare, vi era buono solo con di boga in un zone. No. E poi andava di lusso, a tenere un sono particolare, quindi si univa all'utile, al dilettevole un mantanano. Ebbene, tornavo iniziando a su traballo del sapere. A su triballo, una volta io non si cammina da scascinetta dell'inna, tanto che triballa sa speddes. Poi sa pedda era da zampo una bene, era pulia. E si piano a misuras. Quando si piano a misuras, si piano sempre a filo del suo tondolo e su tombarino. E poi sa pedda si chiede a tirare, quindi si chillonghia tirandola. A tusso si osidi, si pone di un clicco, io un clicco, io andavo osiva dentro la sapedda, io non tempo su dell'inna del pitti è, ommo in italiano non momento manco desinare, ma pitti è. Forse acero,
ma non so. E usa cercare. Comunque si poneva da questa linea ad una linea flessibile e andava bene per usare. A questo si cominciava a prendere sapete un sasone per la tirare. E sotto un barino prustira questa, si lascia, poi passare, una die, due, un mente asciutta si torna ad infondere e si torna a tirare. E sapete non si muove, ma lui si muove. E lui su sono. Finza sa gatta su sono. No, la atta subito. Vinza andò asciutta la seconda volta. Due stiraggi se non lo sai. Due stiraggi sempre su mezzo, la prima volta andò venire tirato, sto barino poi un mente lo pia, molla sapete ed è per tornare a tirare. Invece lì ha questo tipo di triballo, lui torna a tirare a diretto e sapete rumba bella tosta e tolgo su sono. Cantendi paraulas no didas de fidi e de speranza preciosas e liquididas o vida dofias putae e laira 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 Esti stamattina si va in a potto e tresi castas del tamburino. Ja, questo non li cambia nulla. Questo è andato su giusto. Poi un tombarino ortico, certo, era di un altro tipo di triballo, era un isolamento diverso. A Susono lo teneva da più basso, ma da più non è storta. Mera pruscrau. Isainas da seu castiendi, da seu biendi, da sameno in subanghito, vunti simplisi mera, tenesi A me mi basta di una, per usare la pelle. Mi bastano due spunzone per liare sul buco di ragione e sale per passare, non mi serve nulla. E Savaina sti belle fatta. Quanto tempo rivigara a fabbricare uno tumbarino? Tombarino era un tombarino di questa mannaria, si capì da 6-7 giorni. 6-7 giorni di traballo. Doi anni un tempo su particolare in sanno che si incarrera questa faina o abbandara bene, basta che accidenti su materiali, abbandara bene sempre? No, un bene sempre lo sa era in estivo, in tempo assente. A sapete in inverno No, asciuttara. non è spiliti, non è su pilo. Invece in estivo, arti a questa temperatura, inizia in pratica è sodio. Sì. E uno fa il brucia sul pilo e tanto è mezzo. In senso, tempus e fainas a entregare a su tempus. Cantanusesi fabbricandi tumbarinos, o assumancos, quando hai cominciato? Da quando via stavi più o rendi si appassionava a mano? Io in base anni, però da su 2 mesi in, 2 mesi a battere. Po dusu, esti una faina che tu hai incarrerato po dusu vendi, po come cioè ci poi po spazio. Ah, ma grada dalla sera. Poi sono da RNS che lo spiano, il problema non è. E poi esti uno strumento che impara si può fare festa, può festare, esti un atto più sighio che danesi ogni anno, poi può morire di questa contesta rasa del Covid, se sono pagato fermo, spero di tornare a piegare luogo. Domenica, gente il compleanno mio, no? E stiamo usando, siamo usati a Sanno, abbiamo spiato un tombarino, un triangolo, 2 spipiolos e via. E si va a questa festa, pago gente bella festa. In vita sul tombarino anda là. Non doiare Gavoeso che non sia la buona zona su tombarino. Il tenentotto lo sono tutti. De chi non funti da Gavoe. Ah.
E io subiu 3 casta differenti de tumbarinus, vunti vatus già a sa matessi manera, posso che per toccare a sa faghirura, però toccherà a noi vinci che un tamburino non sanarà solo, vinci saccando uno non du scudiri, e du scudiri con su i mazzuccos. L'ormazzucco, sì. E vunti bacchetta, se usano in italiano, delina particolari, traballara, in qualche maniera particolare o esti scetti una questione di estetica? Poi spone che cada tipo di linna. Se è una linna lì, più o meno, sai, strada manco. Quando si sono da, se che strada pure uno. Ponimmo su, vinsa giusta del sastro a bortas. Però se per un male a triballare, tanto credo. Se no, poi sono, questa è una bella linna. Un'altra linna buona si pone a destra di alino, è un arbore che è in nuove sorrivo, rivo. È un tipo di linna, si può triballare fris e stagionare. Under fris regalo, cioè, sono un mezzo striballo, io non posso dare, e la rumba lisa non spacca. E poi diventa leppia, orte e leppia. Iniziando, sono meglio un mazzucco levi o un mazzucco grai? Mentre sono un mazzucco leppio, a San Manu è sempre sonante, uno si stracca. Più elastica, di che non uno si stracca da sul braccio. E poi sono mazzucco si impida sono 8 mannos, non è da in roba un po' grossetta. Noi diremmo un esempio di mazzucco differenti. Questo sono delle linee della terra. Questa è una linea un po' troppo tosta, ma la triballare è grave pure. Però in noi artesano si spaziamo, belli virus. Questo mi lo sandato, mi lo san triballato, mi lo sandato. Mi ha dato un regalito, un amos. In noi su maestro Gavino Costelli de Gavoi, este si va intende un usaggio, uno balludundo gavoesu, se us accordato di aici, però antes di cominciare con questa musica tocca a remonai s'associo de stumbarino su gavoesu che si narrarà Tombarino da voi. e esti anno sumera infatti che vero un traballo di conservazione, di mantenimento e di spagno, di promovidura di questa musica gavoesa. Dai, sono 2003 circa, non so cosa. Quanto sei associato? Una trentina. Una trentina di persone saluto a pegare. Però siamo di manco, ma siamo una trentina via. A sa gente un po' che... Questi non perché tu menguendi sta passione, tanto toccherà. No, un po' triballo, se che sposta un po' triballo, se che spostano a poi studiare, che spostano... E tanto che rumba sarà. Allora, lui hanno avuto il problema di tutte le vite di Sardegna, però noi cerchiamo di battagliare, per cercare di mantenere e di crescere le cose. Su ballo lungo gavoesu. Prego.